Sono 1915 ad oggi le persone positive in tutto il territorio della provincia di Padova. La scorsa settimana erano 1424, un mese fa poco più di 600, dati che dimostrano ancora una volta quanto ci si trovi nel pieno di una nuova ondata di coronavirus. Parallelamente sta crescendo anche l'incidenza, passata negli ultimi 7 giorni da 67 a 81 casi ogni 100.000 abitanti. I tamponi effettuati hanno intercettato 134 positivi, 9 dei quali sopra i 65 anni. Negli ultimi 7 giorni sono state ricoverate in azienda ospedaliera 83 persone in area medica, la scorsa settimana erano 69 e 35 in terapia intensiva contro le 24 della scorsa settimana. Attualmente i ricoverati in area medica sono 15, di cui 13 adulti. Di questi 10 non sono vaccinati e 2 hanno ricevuto solo una dose di vaccino. In terapia intensiva ci sono invece 5 persone, tutte non vaccinate. Per questo il direttore dell'azienda ospedaliera Dalben insiste sull'importanza della vaccinazione. Se ci vacciniamo adesso, ora che facciamo la prima dose, la seconda, che passino i 10-15 giorni finché tutto il ciclo vaccinale abbia effetto, arriviamo, come ben capite, a ottobre inoltrato, novembre. Da novembre gli anticorpi durano, abbiamo visto, dai 9 ai 12 mesi, quindi andiamo avanti praticamente quasi un anno, insomma. Ecco. Quindi conviene veramente approfittare del mese di agosto per fare la vaccinazione.